Lo scempio dei fiori di Ponte degli Angeli. Guardate, ecco qui i vasi dove sono state sradicate le piantine bianche e rosse, i colori di Vicenza. E mentre le autorità cercano i responsabili di questo atto di inciviltà, noi di Rete Veneta un'idea ce la siamo fatta. Chi è stato? Ma sì, una nostra vecchia conoscenza. Ve lo ricordate? L'Homo Vandalus. Eccolo qui, nella scala evolutiva lui è l'ultimo a destra, quello che si è involuto, il figlio che non vorrebbe avere nessuno, eppure la mamma dell'Homo Vandalus è sempre incinta. E lui, come le lumache, lascia il segno dove passa, appartiene alla stessa specie di chi sporca i muri con geroglifici incomprensibili. Chissà quando getta i fiori giù dal ponte cosa pensa. Probabilmente niente, semplicemente perché avesse una mente pensante non lo farebbe. E guardate dove sono finiti i fiori di Vicenza, sono finiti giù in fondo, sull'acqua, sul bacchiglione, lasciando spogli questi vasi di cui stiamo facendo una carrellata. E allora ci sembra il caso di andare dal sindaco Francesco Rucco a chiedergli quando verranno ripiantati. Un gesto vile e vergognoso che condanniamo. Ora stiamo cercando di rafforzare i controlli perché una volta che andremo a rimettere mani, magari nei prossimi giorni, con nuovi fiori, non ci si ritrovi a breve distanza qui ad attaccare ancora una volta l'Homo Vandalus. Insomma, aumenteranno i controlli per catturare l'Homo Vandalus che con la sua ignoranza, oltre a se stesso, danneggia tutti e i cittadini, infatti, sono furiosi. Non è giusto assolutamente. Sono passata qui qualche giorno fa, era splendido, e adesso trovi che tutto quanto è stato devastato in una maniera incredibile, no, ma non è giusto veramente. Perché non ci sono delle telecamere qua? Devono metterle le telecamere? Sì, perché non ci sono, devono, sì. Purtroppo le telecamere sul posto non sono di quelle che permettono una videoripresa, è difficile farlo in poco tempo, sostituire con una telecamera di videosorveglianza a 360 gradi, lo faremo sicuramente in prospettiva, nell'immediato però potenzieremo i controlli. Bene sindaco, quindi insomma non resterà un monumento all'ignoranza dell'Homo Vandalus, ma i fiori verranno ripiantati. Possiamo annunciarlo ai nostri telespettatori i tempi? Ma direi di sì, sicuramente nei prossimi giorni, magari nel giro di una settimana. Avete sentito la promessa del sindaco Francesco Rucco, tra pochi giorni i fiori verranno ripiantati alla faccia dell'Homo Vandalus. Allora qui davanti a questi vasi devastati chiudiamo il nostro servizio da un Ponte degli Angeli che più che degli angeli in questi giorni è Ponte dell'Homo Vandalus. Ma non finisce qui, continua.